false corde e le corde vocali e fa un suono come questo qua. Come potete notare con facilità, se noi andiamo ad ascoltarlo singolarmente, sembra che non abbia nessun senso di musicalità. Dopo il basso viene la contra, che viene fuori sempre spingendo fortemente solo le corde vocali, ma in maniera più liscia rispetto al basso, e fa un suono come questo qua. Come potete notare anche qui con facilità, se andiamo ad ascoltarlo da solo, sembra che non abbia nessun senso di musicalità. Come si crea la magia del canto a tenore? Si crea unendo le due voci più